3 sono le ordinanze applicative di misure cautelari che i carabinieri della compagnia di Sciacca e della tenenza di Ribera, al termine di una prolungata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, hanno eseguito ed emesse dal GIP del Tribunale Saccense nei confronti di 3 individui accusati a vario titolo di tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di averle cedute anche a minorenni. Nello specifico, i militari dell'Arma hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere e 2 obblighi di dimora nel comune di residenza. Le indagini sono state svolte con attività tecniche sviluppate attraverso numerosi appostamenti e pedinamenti effettuati dai carabinieri in Borghese della tenenza di Ribera e sono state avviate nello scorso maggio e hanno consentito di accertare come i 3 individui in concorso tra loro avessero organizzato una fiorente attività di spaccio di stupefacenti per rifornire le piazze del centro di Ribera. La droga in questione, principalmente cocaina e hashish, era proveniente da Palermo, veniva occultata e trasportata mediante autovetture nella disponibilità del sodalizio fino al capoluogo riberese. Ora veniva poi ceduta al dettaglio ai giovani del luogo e in caso è stata documentata la cessione anche a un minore. Artefice principale del giro di spaccio è stato ritenuto Gaetano Clemente, di 52 anni, di Ribera, già noto alle forze dell'ordine, nei cui confronti i carabinieri gli hanno subito stretto le manette ai polsi, trasferendolo presso la competente casa circondariale. I suoi 2 fiancheggiatori, un 51enne e un 41enne, anch'essi riberesi, sono stati invece sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'inchiesta ha permesso di appurare come il Clemente avesse tentato di attuare un'estorsione nei confronti di una donna di Ribera. In particolare, l'uomo avrebbe dapprima indotto la donna ad acquistare una vettura, poi risultata gravata da vincolo, facendosi consegnare alcune centinaia di euro, minacciando successivamente di morte la vittima, allorquando la stessa si era accorta dell'esistenza del vincolo sull'auto e aveva pertanto chiesto la restituzione della somma versata a titolo di acquisto.